Buonasera, come promesso 2 settimane fa alla festa dei nostri 11 di Remanzacco del calcio dilettanti, avevamo promesso a Guglielmo Vicario, siamo all'hotel Ladi Moret, sede del ritiro dell'Empoli, che domani affronterà l'Udinese per la partita in cui praticamente il campionato di calcio farà ritorno dopo i mondiali, alla seconda edizione di questo riconoscimento che votano i giornalisti del Messaggero Veneto e tutti, o quasi, è stata una specie di plebiscito, hanno scelto questo campione friulano che si sta facendo valere nel calcio che conta, ma è partito addirittura dai dilettanti, quindi una carriera perfetta. E intanto io ti devo dare il premio perché la cerimonia abbia il suo momento clou e ti chiediamo così di dare un saluto ai tuoi tanti tifosi che anche domani ci saranno al Friuli. Per me, intanto ti ringrazio come ho già fatto appunto in quella serata in collegamento a Remanzacco. Per me è una grandissima emozione comunque potermi sempre, diciamo, rincontrare con la mia terra, con le mie origini. Tutte le volte che torno a casa è una grande emozione. Quindi sono molto felice di essere entrato nel 2022 friulano, ecco. E niente, sperando di continuare su questa striscia con gli anni che seguiranno. La sensazione è che sei solo all'inizio, sbagliamo? Sicuramente il percorso è lungo, è tortuoso, però è appassionante e divertente, quindi me lo godo appieno di ogni episodio. Oggi abbiamo parlato sul giornale della sfida tra portieri, tra Vicario, friulano, e Silvestri, che tra l'altro i tifosi dell'Udinese al quale hanno assegnato il premio Zebretta d'Oro che viene fatto insieme al Messaggero Veneto, quindi è una specie di derby tra portieri. Premiati, tutti e due premiati. Portieri premiati, non ti facciamo di niente sulla partita, anche perché giochi in casa, però sei friulano e giochi contro l'Udinese. Se vuoi dirci qualcosa tu, bene, se no ti chiediamo un parere sul tuo rivale. Ma con Marco insomma ci conosciamo e già qualche anno insomma che ci vediamo sui campi. Prima è stata B, adesso è Serie A, quindi ci si vede con piacere tutte le volte, c'è grande rispetto, grande stima reciproca, ecco, sicuramente è un gran portiere e mi fa piacere incontrarlo domani. Comunque la scuola dei portieri italiani mi sembra che nell'ultimo periodo è tornata ad essere fiorente. Forse abbiamo avuto qualche anno fa qualcosina in meno, mi pare che negli ultimi 5-6 anni ne stanno venendo fuori tanti. Sì, ce ne sono dei prospetti validi sicuramente, il panorama ne offre, siamo contenti, la scuola italiana è sempre stata apprezzata in Europa, nel mondo, quindi di questo dobbiamo andarne fieri, continuare a lavorare come abbiamo sempre fatto. Sta buoni friulani. Assolutamente. Esattamente fra 24 ore questo ragazzo sarà protagonista della partita di domani, andate in tanti a vederlo al Friuli e applauditelo anche per il premio che ha vinto. Grazie Guglielmo. Grazie a voi.